raggiungere veramente grandi traguardi. Io come persona stamattina non potevo essere qui e testimoniare anche insieme a lei che le donne possono fare tanto, impegnando soltanto la loro tenacia e possono raggiungere veramente grandi traguardi. Poi una cosa importante, a me oggi la giornata dell'8 marzo piace più ricordarla come giornata internazionale della donna piuttosto che come festa della donna, perché per noi la festa è tutti i giorni, grazie al lavoro e alla tenacia delle donne che hanno vissuto nella storia prima di noi. Quindi noi dobbiamo essere orgogliose di queste donne che ci hanno preceduto. Cerchiamo solo di prendere esempio da queste donne e cercare di fare tanto anche per il futuro della nostra generazione. Grazie. Grazie all'assessore Moscerino, grazie al Comune per il patrocinio. Le prime donne interessarsi dei diritti dell'uomo qui in Italia, appunto 70 anni fa, l'8 marzo del 1945, l'Unione Italiana delle Donne incominciava a scrivere un capo dei diritti delle donne. E sempre per quanto riguarda le donne, sempre per quanto riguarda gli anniversari, voglio indicare il 20° anniversario della nostra Prologo, appunto Prologo di Brusciano, e con la Presidente Niamai continua le sue attività e ci appunto sostiene in questo grande valore tutto al femminile, con la partecipazione anche in tantissime altre edizioni, anche per questa giornata. Buongiorno, prima di tutto un grazie a te. Conoscere lei è stato conoscere, che so, una farfalla che vola e gira per il mondo e non si ferma mai. Lei l'ha fatto. Non vivo come Lei l'ha fatto e l'ha fatto per un qualche cosa di grande, per dimostrare a se stessa e agli altri che essere donna significa non come dicevano, c'è un detto, no? C'è un proverbio, chi dice donna dice danno, giù a ridere tutti quanti, ma le donne danno, se danno tutto, danno tutto a se stesse, danno la vita. Ma la cosa più importante che voglio dire stamattina è che voglio dire grazie a tutte le donne di Brusciano, grazie a tutte le donne che dagli anni 30 hanno calpestato questo tracciato per andare qui alla scuola militare e per crescere e diventare donne che hanno fatto in questo paese quello che adesso è un paese in crescita e che spera in una sola ricchezza, quella dei suoi cittadini. Un paese bello cresce soltanto se cura i suoi cittadini e noi lo stiamo facendo anche con questa manifestazione che ha voluto ricordare il valore delle donne, non la festa, il valore delle donne, quello che hanno dato sempre. Grazie. Grazie Presidente. Per quanto riguarda la cura dei cittadini, in particolare c'è un aspetto specifico, appunto richiamato dalla giornata di oggi, ma non da oggi. Le attività della Taghese Sacri sono dirette di femminile, infatti da diversi anni sono Brusciano, sono preoccupati dell'eccellenza di scrivere appunto la Taghese Sacri che ha come direttore scoperto anche se poi è stato il promotore Giuliana noi abbiamo la parola è
se vediamo sinteticamente abbiamo detto il diritto per le donne, il rispetto per le donne, considerare le donne generale e come andare in discoteca. Una volta imparate, però abbiamo sottolineato meglio rinfrescare la memoria. Buona passeggiata, buona biciclettata in casa con Giuliana Buri. Rivediamo la costiera della larga in sonoro presso la postazione Microfono. Questa era per la televisione. Grazie. Vediamo una cerimonia, noi ci leggiamo anche. Leggiamo un attimo la cosa e poi ci ricordiamo.